Ed eccoci qua per una nuova avventura, bella 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 questa lunga, gigante, monumentale tomba di giganti. Ci troviamo in territorio di Luna Matrona e questa la chiamano Suguaddu e Nigias. Perdonatemi se eventualmente sbaglio l'accento. È una meraviglia che, come potete vedere, anzi quando verrete qua vi accorgerete che verosimilmente tutto è iniziato millenni or sono con la costruzione di un dolmen poi allungato fino a quando poi, secoli dopo, i nostri antenati misero una bellissima stele centinata, tutta di marna locale, una roccia sedimentaria tenera, molto elegante, molto carina. Vi faccio vedere da questo lato che cosa è l'esedra e anche dall'altro, come potete appurare, come potete vedere, è grande, è grande, bellina questa tomba di giganti. Eccola qua, l'esedra, sia nell'emiciclo destro sia nell'emiciclo sinistro, l'imponente stele centinata che tutti gli appassionati conoscono per questo foro centrale che poi appunto ha dato luogo e spazio alla leggenda relativo ai cavalli. Aggiungo ancora che, come potete appurare, l'ingresso decentrato adesso verosimilmente ci fa capire che la stele partiva esattamente da qua. Ok? Stele centinata con i suoi classici 3 moduli, perché abbiamo la base, la parte centrale, ok, e poi la parte superiore. Tenete in considerazione che è un unico lastrone gigante, bellissimo. Ok, allora un abbraccio dai territori di Luna Matrona. Venite qua perché è facile, di quelle che parcheggi e sei lì. Ciao a tutti carissimi.